Alberto Polita, 4 giorni intensissimi, appena conclusi, appena finita questa edizione 2016 del Treviso Comic Book Festival, primissimo bilancio. Allora, come abbiamo detto, il tema di quest'anno era Let's Grow e alla fine siamo cresciuti sia il numero di presenze, abbiamo sfiorato le 36-38 mila in base alle stime, le mostre sono state veramente tutte visitate, abbiamo degli exploit, ad esempio a Fondazione Benetton, 1200 persone in 2 giorni, oppure le 2 ore di coda a Cade Carraresi il venerdì sera a mezzanotte per vedere una mostra di fumetto. E gli editori sono cresciuti, sono diventati 18, le realtà autoprodotte sono diventate 70, insomma c'è veramente tutta una serie di dati di crescita che hanno potuto rendere il Treviso Comic Book Festival 2016 un vero evento indimenticabile sia per noi che per la città di Treviso. E ora si lavora a una sorta di TCBF in tour? Sì, l'idea è quella di, visto che siamo bravi a creare progetti con i fumettisti per promuovere il nostro territorio, abbiamo pensato di metterci proprio in prima fila e portare il TCBF in diverse tappe lungo tutto lo stivale italiano per poi creare l'evento finale proprio a Treviso e portare tutti quanti i visitatori a Treviso.